Un uomo di 69 anni disabile, originario della provincia di Varese, in vacanza a Lignano, è stato tratto in salvo quest'oggi dai vigili del fuoco. Si trovava a passeggio con il proprio amico a quattro zampe quando nei pressi della banchina della Darsena è finito in acqua a bordo della sua carrozzina. Per sua fortuna in zona stava operando una squadra dei vigili del fuoco, i quali a bordo del mezzo nautico in pochi istanti l'hanno raggiunto. Due vigili si sono tuffati in acqua recuperandolo sano e salvo, mentre la carrozzina, a causa dell'impatto con l'acqua, ha preso fuoco per il cortocircuito dell'impianto elettrico. Alla fine, tanto spavento, ma tutto bene, quel che finisce bene. Una discarica abusiva è stata scoperta a Trieste. Grazie alle indagini condotte dal nucleo di polizia ambientale della Polizia Locale Giuliana, coordinate dal sostituto procuratore della Repubblica De Grassi, si è potuti avviare l'operazione. Dallo scorso maggio ad oggi è stata scoperta un'area molto vasta, composta da vari fabbricati artigianali utilizzati come depositi di rifiuti di vario genere, una vera e propria discarica abusiva. Gli agenti della polizia locale hanno riportato alla luce rifiuti che occupano un'area superiore ai 10.000 metri quadri e 4.000 metri cubi di materiale. A conclusione delle prime fasi dell'indagine, i fabbricati sono stati posti sotto sequestro. Indagati i titolari di due imprese a cui saranno contestati violazioni delle norme in materia ambientale e gestione illecita dei rifiuti. L'operazione non è ancora conclusa. Definitivamente altre novità nei prossimi giorni. Altri rintracci nelle ultime ore in Friuli Venezia Giulia, oltre 50 sul caso triestino, che si sommano ai 5 rintracciati nella notte tra Ozzano e Premariaco in provincia di Udine. Per tutti è scattata la prassi relativa ai tamponi per capire se tra di loro ci sono contagiati al Covid-19 e poi il successivo trasferimento nei vari punti di prima accoglienza, mentre i minori saranno presi in carico dai primi cittadini in cui questi sono stati ritrovati. Intanto il presidio installato all'esterno della Cava Arzerani a Udine è stato totalmente dismesso dopo la sospensione della quarantena e della zona rossa. A ricordare il tutto ancora la struttura mobile operativa della Protezione Civile. Gli ospiti da ieri a mezzogiorno possono uscire ed entrare liberamente, secondo gli orari stabiliti dal regolamento in vigore. La prossima settimana dovrebbe giungere in regione il ministro degli interni, la Morgese, per un incontro con il presidente Fedriga e alcuni sindaci interessati ad ospitare a breve i nuovi ospiti in arrivo.